Venezia ed il referendum fallito al centro di un durissimo intervento di Adriano Celentano. Nella trasmissione Adrian il molleggiato si scaglia contro gli ultimi 4 sindaci della città, prendendosela anche con i veneziani. In queste ore a Venezia recupero dell'edicola delle Zattere affondata dall'acqua alta e dalle raffiche di vento la notte dell'acqua alta record. Si trovava a 7 metri di profondità nel canale della Giudecca. Ergastolo per Sergio Papa, accusato del duplice efferato omicidio di Cison di Valmarino e della morte dei coniugi Nicolasi, e la richiesta formulata dalla Procura di Treviso. Ladri in azione a Noventa Padovana, la proprietaria della casa svaligiata pubblica sui social la foto del ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Un disegno e 5 euro per i bambini dell'Albania colpiti dal terremoto, la lettera di una bimba di Agordo recapitata al presidente della provincia di Belluno ed indirizzata alla protezione civile. Saranno tumulati con tutti gli onori domani nel sacrario di Fagarè 5 fanti caduti nella Grande Guerra. I compaesiani li avevano sepolti in una delle tombe della parrocchiale di Breda di Piave. Inaugurata ieri alla Basilica Palladiana di Vicenza la mostra Ritratto di donna, un affascinante viaggio artistico sulla rappresentazione femminile. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. La città di Venezia ed il referendum fallito per la separazione al centro di un durissimo intervento di Adriano Celentano. Nella trasmissione in onda su Canale 5 il molleggiato si è scagliato contro gli ultimi 4 sindaci della città, prendendosela però anche con i veneziani. Vediamo. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, in compagnia di Massimo Cacciari ed entrambi i suoi successori, sono stati i veri promotori della svendita di Venezia. Un intervento pesante destinato a suscitare un vespaio di polemiche, quello di Celentano durante l'ultima puntata di Adrian su Canale 5. Se il referendum per la separazione di Venezia e Mestre è fallito, è colpa di Cacciari e Brugnaro e dei 2 successori, Paolo Costa e Giorgio Orsoni, dice il molleggiato, evocandoli senza nominarli direttamente. Ma non solo. Ma la colpa maggiore, secondo me, non è tanto di Cacciari, Brugnaro e gli altri, ma secondo me è dei veneziani. Come fate a non accorgervi della trappola in cui state cadendo? Venezia oggi è in vendita, i palazzi, le isole, i monumenti artistici. E fra un po', cari veneziani, venderanno anche voi se non tenete gli occhi aperti. Venezia è una delle 7 meraviglie del mondo, esposta peraltro come nessun'altra alle sfide del cambiamento climatico. Potrebbe essere la sede ideale di un'agenzia internazionale per l'ambiente. E invece, per colpa di quel voto mancato di voi veneziani, Venezia rischia di sprofondare sotto i piedi di 32 milioni di turisti ogni anno. Celentano conclude dicendosi convinto che dopo questo quinto referendum fallito ce ne sarà un altro e la città lagunare si staccherà definitivamente dalla terraferma. Io credo che la prossima volta Venezia avrà un comune suo, indipendente e non suddiviso in 6 paesi. Ed in queste ore a Venezia il recupero dell'edicola delle Zattere affondata dall'acqua alta record e dalle raffiche di vento di quasi un mese fa. Si trovava a 7 metri di profondità dall'altra parte del canale della Giudecca. Ci aggiorna in diretta al telefono da Venezia Christian Arboit. Buongiorno. Sì Marta, buongiorno, mi trovo a Venezia di fronte alla chiesa dei Gesuati dove sono in corso da questa mattina alle 8:30, dalle 8:30 le operazioni di recupero della storica edicola delle Zattere, operazioni che si stanno rivelando molto più complesse del previsto, stanno appunto andando avanti da 4 ore. In questo momento è stato applicato un secondo vericello per capire se l'edicola può essere messa al riparo, può essere portata a terra in un pontile di 36 metri. Sono minuti decisivi e i sommozzatori si sono dati anche il cambio. L'edicola era stata ritrovata nei giorni scorsi grazie al lavoro del nucleo subacqueo dei vigili del fuoco, che ovviamente è al lavoro anche
questa mattina con i sommozzatori, con i colleghi della Capitaneria di Porto, gli operatori del comune. Si è anche formata una folla qui alle Zattere davanti alla chiesa dei Gesuati, fatta per lo più di residenti che vogliono assistere a questo recupero. Tra loro c'è anche l'edicolante, il proprietario Walter Mutti, abbiamo parlato con lui, ovviamente sta assistendo con trepidazione. In questi secondi pare che le operazioni di imbragatura siano riuscite, stanno cercando quindi di ritirarla su per una seconda volta. Il primo tentativo, Marta, non era andato benissimo perché c'era stato un inaccedimento della parte bassa. L'obiettivo è riportarla a terra il più integra possibile. Venezia, tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit. Noi intanto continuiamo a parlare di acqua alta perché mentre a Venezia cambia il regolamento edilizio per difendere i piani terra delle abitazioni e di negozi dall'acqua alta, a Chioggia c'è tempo fino al 9 di dicembre per chiedere il rimborso dei danni subiti. Obbligo di paratie, impianto elettrico rialzato, pompa ad immersione e gruppo di continuità. Sono d'ora in poi altrettanti obblighi in caso di risistemazioni dei piani terra a Venezia. Le disposizioni, diretta conseguenza dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso, sono contenute in un emendamento al nuovo regolamento edilizio comunale che la Giunta ha presentato alla Commissione urbanistica del Consiglio. Dunque, per i piani terra di nuova costruzione, in via di ampliamento o ristrutturazione, oppure ancora in cambio d'uso, l'impianto elettrico dovrà trovarsi ad almeno 110 cm dal pavimento per evitare cortocircuiti da acqua alta. Saranno obbligatorie paratie adeguate e pompe elettriche a immersione con un gruppo di continuità in grado di assicurare forza motrice per almeno 6 ore. Intanto a Chioggia c'è tempo fino al mezzogiorno di lunedì 9 dicembre per presentare in forma cartacea o tramite posta elettronica certificata la scheda di segnalazione dei danni subiti durante l'ultima ondata di maltempo. I moduli si possono scaricare dal sito del comune oppure ritirare all'ufficio URP della sede municipale. È bene ricordare che si tratta di un censimento a scopo esclusivamente ricognitivo, il cui elenco riepilogativo sarà inviato alla Regione. Presentare le segnalazioni non costituisce quindi un riconoscimento automatico del ristoro per i danni subiti. La cronaca giudiziaria, ora andiamo nel Trevigiano. Ergastolo per Sergio Papa, accusato del duplice efferato omicidio di Cison di Valmarino, è la richiesta formulata dalla Procura di Treviso, secondo la quale il 37enne di Pieve di Soligo uccise i coniugi da persona malvagia. Sentiamo. 7 ore di requisitoria, poi la richiesta, ergastolo e isolamento diurno per 3 anni. Ha chiesto il massimo della pena il pubblico ministero Davide Romanelli per Sergio Papa, accusato del duplice omicidio di Loris Nicolasi, 72 anni, e Anna Maria Niola, 69, a Rolle il 1 marzo del 2018. Un delitto efferato, quello che vide vittime i 2 coniugi, uccisi a colpi di roncola in una fredda mattina di fine inverno nel cortile della loro abitazione. Duplice omicidio volontario aggravato per quanto riguarda l'uomo dall'efferatezza, contestati per entrambi i motivi futili e abietti, non però la premeditazione. Papa tentò di occultare ciò che per l'accusa aveva compiuto. Il cherosene versato su Nicolasi proverebbe l'intenzione di bruciare il corpo, quindi il furto di documenti e dell'auto, una Panda, data alle fiamme la sera stessa. La figlia dei Nicolasi, Catiuscia, si è costituita parte civile chiedendo una provvisionale di 200.000 euro. Sono stata condannata a vita senza volerlo e per sempre avrò il ricordo di cosa ho visto quel giorno, ha scritto in una lettera messa agli atti. Il comportamento di Sergio Papa fu quello di una persona malvagia che ha ucciso con crudeltà, ha rincarato il PM. La prossima udienza è il 12 di dicembre, in cui l'avvocato difensore Alessandra Nava cercherà di smontare il quadro accusatorio. L'appello del figlio di Marilena Corrò, Filippo, per il ritorno del corpo della madre in Italia ai nostri microfoni ha smosso il mondo della politica e delle istituzioni, a cominciare dal governatore Zaia. La mia priorità adesso è portare a casa la mamma ed è straordinario l'appoggio dei trevigiani che adesso ci stanno dando, quindi grazie. Grazie. Lei non deve stare là. È il nostro sangue e lei torna.
Non è passato inosservato l'appello di Filippo, il figlio maggiore di Marilena Corrò, morta a Capoverde la scorsa settimana, per portare il corpo della madre a casa prima di Natale, superando burocrazia e costi. Poche parole quelle di Filippo, che però hanno smosso molte coscienze, come dimostra il balzo in avanti fatto dalla colletta promossa online da un ex compagno di rugby del ragazzo, quasi 5.000 euro la cifra raggiunta. Colletta che in queste ore è stata condivisa su Facebook dal governatore Luca Zaia, che ha mandato anche un abbraccio virtuale ai figli di Marilena, a Filippo e alla sorella non ancora maggiorenne, mentre i due fermati, Gianfranco Coppola e Pierangelo Zigliani, restano in carcere sull'isola di Boa Vista accusati dell'omicidio, si attendono le prove del DNA. A muoversi per il rientro della salma anche il comune di Treviso, in costante contatto con la Farnesina direttamente coinvolta nell'operazione. Facciamo un passo alla volta, adesso lasciamo intervenire il Ministero e noi siamo in contatto con tutti, con chi di dovere, le diverse istituzioni, per capire quando e come eventualmente il comune può intervenire con le sue competenze. Ancora cronaca, ladri in azione a Noventa Padovana. La proprietaria della casa svaligiata pubblica sui social la foto del ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il ladro ha agito indisturbato nonostante l'allarme. Il bottino si aggira intorno a 60.000 euro. Quello che però non sapeva era di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa e che la proprietaria, Sandra Giolo, ex consigliera comunale di Noventa Padovana, decidesse poi di pubblicare quelle immagini sui social network. Eccolo il ladro solitario in azione. È entrato dal cancello, ha forzato la porta e poi una volta dentro l'ha richiusa. Quando l'allarme della villa è iniziato a suonare, un vicino è andato a controllare, ma vedendo il portone chiuso non si è insospettito. A scoprire il furto è stato il marito dell'ex consigliera comunale. Il ladro ha rubato un Rolex, anelli, collane e bracciali di pregio. Ricordi di una vita, ha spiegato la Giolo, che poi, scrivendo su Facebook, dice: eccolo, il ladro è entrato in casa mia, tutti devono vederlo, chi lo riconoscesse avvisi i carabinieri. Ed ancora cronaca da Padova, si allaga all'improvviso piazza Mazzini per una condotta dell'acqua che esplode. Erano in corso dei lavori di manutenzione ed un operaio è rimasto ferito. Si rompe una valvola della centrale idrica di Viale Codalunga, ferito un operaio e per circa 2 ore allagata una parte di piazza Mazzini. È successo verso le 15 di giovedì all'interno dell'impianto che si trova tra Viale Codalunga e la stradina che porta ai giardini della Rotonda e all'Istituto Einaudi di piazza Mazzini. Nella struttura erano in corso dei lavori di manutenzione da parte degli operai di Acegas APS AMGA e per cause ancora sconosciute una delle valvole è saltata all'improvviso, causando l'abbondante fuoriuscita di acqua che si è riversata in strada. Il motivo del guasto e la dinamica esatta dell'accaduto sono all'esame dei vigili del fuoco. La strada è ritornata agibile dalle 17. Le forniture di acqua potabile sono state garantite da altre centrali idriche cittadine. Il danno però è ingente, fanno sapere dal municipio. L'operaio ferito, un quarantenne, è entrato in pronto soccorso in media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l'accaduto e la polizia che ha in carico i rilievi. Un disegno e 5 euro per i bambini dell'Albania colpiti dal terremoto. Sono quelli contenuti in una busta che una bimba di Agordo ha recapitato al presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, indirizzata alla protezione civile e che ha commosso lo stesso Padrin. La solidarietà dei bellunesi, ha commentato, è sempre enorme. La piccola Emily, questo è il suo nome, racconta di aver sentito al telegiornale del terremoto: io ho pensato a tutti i bambini che dormivano nei loro lettini caldi vicino a mamma e papà o con i fratellini, si saranno spaventati tantissimo, mi dispiace tanto, spero di non sentire più queste notizie al telegiornale. Dalla paura quei bambini non avranno neanche fatto colazione, scrive la piccina. Io non so l'albanese, ma vorrei dire a quei bambini che voglio essere la loro amica del cuore. Così si conclude la lettera della piccola Emily. Da qui dunque l'appello ai volontari a consegnare per suo conto ai bimbi il disegno e i 5 euro. Prosegue la mobilitazione degli inquilini Ater di Treviso dopo la partita vinta sulle nuove soglie ISEE. Sono giorni decisivi in regione per la nuova riformulazione dei canoni d'affitto.
Risolta la questione delle soglie ISEE, che va a scongiurare buona parte degli sfratti inizialmente previsti, resta il nodo dei canoni di affitto. Non c'è pace per gli inquilini ATER trevigiani che, portata a casa la prima battaglia, adesso chiedono maggiore equità. La Regione proprio in queste ore ha trasmesso il testo contenente il nuovo algoritmo di calcolo in seconda commissione consiliare a Venezia, dove il 12 dicembre prossimo si terrà anche un'audizione con i soggetti interessati, sindacati in primis. Proprio per questo lo SPI-CGIL annuncia nuovi sit-in e mobilitazioni a Treviso il 10 dicembre a Porta San Tommaso, il 12 in Piazza dei Signori. Invitiamo i pensionati, gli inquilini a essere presenti, perché dobbiamo continuare a manifestare le preoccupazioni finché non c'è una soluzione definitiva, che deve arrivare il prima possibile, anche perché molte famiglie non ce la fanno più a pagare gli aumenti che sono stati definiti. E la questione riguarda anche i conguagli. In questi mesi, in attesa dei nuovi provvedimenti, molti inquilini, secondo i sindacati, hanno pagato più del dovuto. Altro capitolo, la manutenzione straordinaria e la disponibilità di alloggi. La casa è un diritto costituzionale ed è quindi un danno pubblico tenere delle case chiuse, non manutenute e non dare risposta alle tantissime famiglie che invece hanno necessità di un alloggio. E a guardare con apprensione ai nuovi provvedimenti sono gli inquilini. Sicuramente non si dorme di notte, no? Come voglio dire, insomma, speriamo che facciano qualche cosa di buono, che mettano a posto le cose. Non fare i conti così, tanto per farli, come hanno fatto fino adesso. È quello. Io mi aspetto un po' di equità. Linea alla regia, ora noi ci rivediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con le notizie dalla provincia di Treviso. Saranno tumulati con tutti gli onori nel sacrario di Fagarè domani i 5 fanti caduti nella Grande Guerra che i compaesani avevano sepolto in una delle tombe ai piedi della chiesa parrocchiale di Breda di Piave. Mi sono commosso perché chi ha avuto la fortuna di comandare uomini considera quegli uomini come i suoi figli. Non riesce a parlarne senza che la voce si spezzi il colonnello Cadeddu, presidente del centro studi sulla Grande Guerra di Vittorio Veneto, dei 5 caduti che sabato mattina troveranno finalmente sepoltura al sacrario militare di Fagarè della Battaglia. Giovanni Vittorio, Umberto Buosi, Luigi Moro, Giovanni Romanello, Pietro Vido, tutti di Pero, morti di poco più che ventenni e ritrovati in una delle tombe riservate ai parroci nella chiesa del loro paese. Stavamo facendo dei lavori di sistemazione del sacrato e praticamente sollevando le gradinate, sotto c'era questa tomba che noi sapevamo esserci, perché ci sono 2 tombe che probabilmente erano destinate ai parroci, e lì c'era una cassa con delle targhette e ho fatto una verifica, ho visto che erano targhette con i dati di 5 soldati. Sabato mattina alle 9:30 la messa in loro onore proprio a Pero. I loro resti saranno benedetti e al termine della benedizione verranno traslati al sacrario militare di Fagarè, dove troveranno posto nella navata dedicata ai caduti ignoti, anche se loro poi, una volta sistemati all'interno di questa navata, i loro nomi saranno riportati e incisi sulla lapide. Un passo importante a distanza di 100 anni anche per i familiari. Sono persone che sono anziane, però sono contente che hanno avuto questa notizia e che possono avere, come dire, un segno tangibile dei loro cari che sono caduti in questa grande guerra. Il presepe artistico di Parè di Conegliano per l'aula Paolo VI in piazza San Pietro l'albero ed il presepe arrivati dalle zone colpite da Vaia. Parla Nord-Est, il Natale in Vaticano. La delegazione veneta è stata ricevuta ieri per celebrare i simboli del Natale arrivati da un territorio ancora ferito. La tempesta che ha colpito il Triveneto è un segnale d'allarme che il creato ci manda. Le parole di Papa Francesco nell'accogliere le delegazioni di Veneto e Trentino Alto Adige che hanno donato quest'anno l'albero e il presepe di piazza San Pietro.
legati insieme dal comune ricordo della tempesta dell'autunno scorso che devastò molte zone del Triveneto, ha detto il pontefice. Nel pomeriggio in piazza il presepe degli artigiani di Scurelle in Trentino e l'accensione dell'abete proveniente da Rozzo sull'altopiano di Asiago, entrambi accomunati dalla devastazione di quella notte di un anno fa. Questa mattina il Santo Padre diceva che l'albero è il segno della rinascita, per noi lo è veramente il segno della rinascita, un albero di 26 metri. E voglio ricordarvi che il Veneto è stato martoriato dalla tempesta Vaia. In mattinata lo scoprimento del presepe artistico realizzato dai volontari di Parè di Conegliano, esposto in aula Paolo VI, rappresentazioni della Natività che per tradizione sono presenti anche tra chi non è necessariamente praticante, come ha ricordato Monsignor Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto. Il Signore ha voluto farsi bambino per presentarsi ai nostri occhi nella sua tenerezza. Il mio augurio è che davanti a questo presepio, come davanti a quello dell'Aula Nervi, come davanti a quello delle nostre parrocchie o delle nostre famiglie, noi realizziamo quello che dice il prefazio primo del Natale. Attraverso lo sguardo attratto dalle cose visibili e dalla loro bellezza, siamo rapiti all'amore delle realtà celesti. E torna anche quest'anno la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi in sovraimpressione. Vedete i numeri e la mail alle quali potete inviare le immagini della vostra natività. Se non potete fare le riprese oppure inviarci delle fotografie o dei video, contattateci e verremo noi da voi. Alcune informazioni per chi ci manda i video del proprio presepe: se usate uno smartphone effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale. Se inviate la segnalazione via mail, fornite una breve descrizione del vostro presepe e ricordatevi di inserire i vostri dati, l'indirizzo ed il numero di telefono al quale potremo contattarvi. Ed ora l'arte con le immagini di una mostra tanto attesa dedicata alla donna degli anni '20. Entriamo insieme nella Basilica Palladiana di Vicenza per ammirare i capolavori dei grandi maestri d'arte. Ritratto di donna, sguardi intensi, vite lontane eppure vicine, antiche giovinezze riprese dai pennelli dei più grandi artisti degli anni '20 che hanno raccontato la donna, l'amicizia femminile, il sogno, la nuova epoca rombante dei motori, abiti che hanno vissuto trionfi come questo appartenuto ad Eleonora Duse, e poi gioielli scintillanti, i primi manifesti pubblicitari. Tutto è arte, tutto è testimonianza di un'epoca, tutto è il ritratto di donna. Trovo che i ritratti di donna siano anche molto curiosi e interessanti per vedere come dai primi del Novecento cambia un immaginario, da donne nella fiaba, in una sorta di anche pulviscolo di fiori, diventano delle donne vere. Abbiamo gli abiti, i gioielli che rispecchiano in pieno questo realismo magico. Luci soffuse in Basilica Palladiana. Quella che va di scena è una mostra nella mostra, arte dipinta in una vetrina d'arte architettonica. I grandi maestri degli anni '20 e il grande architetto rinascimentale, lui e loro, insieme in un connubio ardito, visionario, insolito, eppure armonioso, perché tutto è perfettamente dove deve essere. È come se fossimo dentro uno scrigno. Io, guardando in alto e le pareti che dialogano con i dipinti di un magnifico momento della storia dell'arte, trovo che questo è davvero importante. Ritratto di donna, il sogno degli anni '20 e lo sguardo di Ubaldo Oppi. Lui, l'artista vicentino, è il grande protagonista della mostra in Basilica. Affascinanti i suoi primi piani di donne distratte, seduttive, moderne, ma alle atmosfere di Ubaldo Oppi si uniscono quelle di Klimt, di Picasso e di tanti altri artisti assoluti. Per il sindaco Francesco Rucco è la prima mostra in Basilica. La sua scommessa con la cultura, per la cultura, inizia da qui.
Sì, è un programma culturale importante che prevede al centro la nostra Basilica Palladiana, che ricordiamo dal 2014 è monumento nazionale, quindi sarà da una parte arte e cultura e dall'altra valorizzazione della Basilica Palladiana, che come potete vedere dall'allestimento conserva la possibilità di vedere la copertura, la volta in tutti gli angoli della Basilica stessa, e quindi una grande scommessa da parte nostra. Ed è tutto per questa edizione, tra poco torna ore 13, quest'oggi si parlerà del fenomeno dell'immigrazione, in studio Giuseppe Traniello Gradassi, segretario provinciale del Partito Democratico di Rovigo, Roberto Marcatto, assessore della Lega in Regione Veneto, e Ali Sheknour, Religioni per la Pace. Poi vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera con i segretari Giovanni Zorzi del Partito Democratico e Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. È tutto, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. A tutti un buon pomeriggio. Benvenuti al Meteo. Condizioni meteorologiche stabili, non cambia il tempo rispetto ai giorni scorsi, anche la giornata di venerdì 6 dicembre sarà senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole, cielo sereno sul Bellunese, cielo a tratti anche coperto invece sul resto della regione, ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -4 e 6 gradi, massime tra 7 e 8 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole sui rilievi, addensamenti e cielo poco nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata di sole con cielo sereno un po' su tutti i settori. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.